la professoressa Simona Collarizzi, che abbiamo il piacere e l'onore di avere qui a Bassano. Mi ha appena detto che non userà le 2 sedie che ci sono, e quindi se 2 persone volessero approfittarne è possibile. Allora, per introdurre l'incontro di questa sera, inevitabilmente cominciamo dalla tesi di laurea della professoressa di non molti anni fa, che merita, se non altro, perché come relatori aveva Renzo De Felice e Rosario Romeo, con il quale, soprattutto con De Felice, ha lavorato subito dopo la laurea come ricercatrice, approfondendo argomenti che attengono alla storia contemporanea e in particolar modo alla storia dei partiti e dei movimenti politici, insegnando a Camerino, Napoli e alla Sapienza di Roma per lungo tempo. I suoi libri sono molteplici, concentrati sugli argomenti che vi ho detto, e di questi vorrei citarne almeno un paio che ritengo particolarmente illuminanti, ovvero Le opinioni degli italiani sotto il regime, dal 1929 al 1943, oppure Novecento in Europa, l'illusione, l'odio, la speranza, l'incertezza, Un paese in movimento, l'Italia degli anni 60 e 70, e Passato presente alle origini dell'oggi, 1989-1994. Quindi capite la profondità e l'ampiezza degli studi. Però, oltre che presentare la professoressa, aggiungerei qualche parola per presentare alla professoressa stessa chi è Bassano, la città che la ospita, dicendo che quest'anno cade l'80° dell'eccidio del Grappa, per il quale la città di Bassano ottenne la medaglia d'oro al valor militare. E la motivazione è nota, quello che forse è meno noto sono le modalità con cui si arrivò al conferimento di questa onorificenza. Infatti fu fin dalla fine della guerra i 2 primi sindaci, l'avvocato Gasparotto e poi Primo Silvestri, a volere molto insistentemente, nonostante le distruzioni e i problemi vitali della città, che quel lutto, quella barbarie che i bassanesi avevano vissuto nel settembre del 44 potesse avere un senso in una onorificenza. Fu il sindaco Silvestri coinvolse il professor Quirino Borin, che effettuò le prime ricerche, quelle che portarono alle cifre che si leggono nella motivazione. E il pacco con tutta la documentazione venne presentato direttamente al presidente Ferruccio Parri, che era venuto il 12 novembre del 1945 ad aprire il primo anno accademico di pace a Padova. E già il 23 settembre, al posto di Parri sappiamo esserci De Gasperi, venne conferita questa onorificenza, e il 29 settembre nella chiesa, davanti alla chiesa di San Giovanni qui in città, con la piazza piena di partigiani, ex combattenti, cittadini, tutti partecipi, il gonfalone della città ebbe questa onorificenza. Da dire che fu la prima medaglia al valor militare per la resistenza del Veneto e la terza dopo Napoli e Firenze. Quindi c'è un onore nel ricordare queste pagine, alle quali aggiungo solo 2 dettagli. La figura del professor Quirino Borin, allora giovane, consigliere comunale, poi sindaco, poi deputato della città, merita perché illustra quel mondo giovanile che
nelle scuole e all'università, il liceo Brocchi per intenderci e l'Università di Lettere di Padova, aveva trovato gli stimoli, i riferimenti per schierarsi contro il regime, un antifascismo alla radice, ancora non ideologico, non politico, ma già chiaro, per cui la scelta di parte dopo l'8 settembre per i giovani come il professor Borin fu abbastanza automatica, esagero dicendo così. L'altra figura sulla quale mi soffermo è invece l'avvocato Gasparotto, che fu l'ultimo sindaco eletto a Bassano, prima che arrivasse il Podestà e tutto l'organo democratico locale finisse sotto il Ministero degli Interni, una struttura piramidale, chiaramente di ispirazione fascista. Ebbene, era esponente del Partito Popolare e come lui il professor Achille Marzarotto, che allora era consigliere provinciale dello stesso partito. Entrambi vennero costretti dal regime al silenzio, però dopo il 25 luglio riemersero con le loro idee, con la loro visione, e questo anche aiutò la scelta di quei giovani che dovevano scegliere tra la Repubblica di Salò e la montagna con i partigiani. Per cui il tema di oggi, la lunga resistenza, copre tutto l'arco che in queste poche parole ho cercato di tratteggiare. Per cui ben volentieri do la parola alla professoressa. Grazie. Allora, buonasera a tutti e ringrazio ovviamente e vi ringrazio di avermi invitato, ringrazio Bassano del Grappa di avermi invitato. E devo dire che l'introduzione, la pur breve introduzione che è stata appena fatta, è una fantastica introduzione a quello che io volevo dire, perché è stato ricordato sono state ricordate praticamente due fasi. E queste due fasi, nei personaggi che sono stati ricordati, sono tutte e due fondamentali, anche nel racconto che io vi propongo stasera sulla resistenza lunga. Perché sono tutte e due importanti? Una, perché ha evocato un antifascismo che c'è. Guardate che l'antifascismo va declinato al plurale. Non possiamo parlare di antifascismo, dobbiamo parlare di antifascisti, cioè delle tante anime dell'antifascismo e delle tante forme di antifascismo. La prima evocazione, lei ha parlato di Brizzi se non sbaglio, è quella di un antifascismo giovanile. E ha fatto benissimo il relatore che mi ha introdotto a sottolineare: ma è già antifascismo politico o non è ancora antifascismo politico? Io spero che riusciremo ad arrivare a questo punto, perché è un punto molto importante, cioè è il nuovo antifascismo, che ricorda ovviamente, è stato anche scritto molto su questo antifascismo prepolitico, lo vogliamo chiamare così? Diciamo, l'esempio più celebre di cui forse qualche eco avete avuto è quello di Jaime Pintor. Jaime Pintor che solo nell'ottobre del 43, nel settembre del 43, si rende conto che l'unica strada è la resistenza. Cioè si stacca dai suoi studi. Jaime Pintor è un letterato, è un giovane intellettuale molto, molto significativo nell'ultima generazione, anche post-littoriali, sapete, littoriali del fascismo. E però prende le armi e morirà proprio nel 43, sapete, appena cerca di passare il fronte per andare a combattere
quindi questa è una delle tante forme dell'antifascismo. L'altro, il ricordo di mi aiuti? Di Gasparotto, il ricordo di Gasparotto, anche questo è importante, ed è importante la sottolineatura che Gasparotto era impopolare, vale a dire era un cattolico. E questo è un altro importantissimo filone dell'antifascismo, forse il meno studiato, ma di sicuro il maggiormente interessante. Parto dal mio libro perché la resistenza lunga, innanzitutto, perché ho voluto parlare di una resistenza lunga. Non tutti gli studiosi sono d'accordo, sapete, su questa dizione di resistenza lunga, ma perché io l'ho voluta far sottolineare in questo modo? L'ho voluta sottolineare in questo modo perché in realtà i maggiori studi, guardate che la resistenza, l'antifascismo sono stati una materia di storiografia e di studi che ha portato appunto a una storiografia vastissima. Nel mio libro non riuscirete a trovare le note di questa immensa storiografia perché è troppo grande. Quindi ho cercato di dare un po' il rilievo a qualche notazione bibliografica che ormai non potete trovare in libreria, ma la potete trovare qua. Ecco la funzione fantastica delle biblioteche, perché guardate che hanno cominciato a scrivere di antifascismo e di fascismo, perché i due termini, i due momenti sono tra loro talmente intrecciati che non è possibile fare una storia dell'antifascismo senza conoscere e senza in parte fare una storia del fascismo. Sono libri che risalgono alla prima storiografia sul fascismo e sull'antifascismo. E sono libri che, pensate che la storia dell'antifascismo e insieme alla storia del fascismo sono stati scritti prima della Seconda Guerra Mondiale, cioè mentre era in atto la repressione dell'antifascismo e il fascismo. Credo che il primo libro sia quello di Pietro Nenni, Storia dei 10 anni. 10 anni, perché Nenni parla di 10 anni. E il termine, diciamo, che io ho messo come titolo del mio libro, cioè la resistenza lunga, diciamo, è un termine che ho preso naturalmente riconoscendo qual è l'autore, non è ovviamente un plagio, perché è ben riconosciuto, da un libro degli anni 50-60 di Max Salvadori, che a un certo punto dice: però questa resistenza come si fa a limitarla al 43-45? Come si fa a pensare che tutto quello che oggi ancora noi abbiamo, cioè un'Italia repubblicana democratica sancita da una Costituzione, sia stata fatta solo in 2 anni? Solo nei 2 anni della Resistenza? Ed è anche questo uno dei, diciamo, dei momenti per me di grande riflessione. Noi parliamo e si è cominciato a parlare nel 1945 per fortuna, della costruzione di uno Stato democratico. E ne cominciamo a parlare perché dal 1946 al 1948 vengono scritte le regole del nostro vivere civile. Viene scritto quello che io considero il patto sui fondamenti tra i cittadini italiani ormai liberi. Non è retorica, sapete, perché quel patto sui fondamenti è ancora quello di oggi.
Ancora noi godiamo delle nostre libertà, dei nostri diritti, certo, indubbiamente col tempo anche aumentati, sapete, ma perché lì è l'origine di tutto. E con tutti i cambiamenti che ha subito il nostro paese e il mondo, con tutto che noi dobbiamo ormai considerare il Novecento alle spalle, no? Viviamo in un'altra epoca. Per i ragazzi anche dell'università a cui ho insegnato praticamente fino all'altro giorno, la resistenza, il fascismo, più o meno è come parlare di Napoleone, sapete. Ecco, ma nonostante la distanza di tempo, i 100 anni che ancora ci separano dalla marcia su Roma, no, nel 2022 si è parlato tanto, no, della marcia su Roma, sono 100 anni, sono passati 100 anni. Beh, però questa storia è ancora la nostra storia di cittadini italiani, di cittadini liberi e democratici. Allora, se partiamo da questo, da questa realtà, allora noi dobbiamo anche cercare di capire, di studiare l'antifascismo in tutto il suo percorso, non solo nel percorso, diciamo, più glorioso, più emozionante, se anche molto, molto sanguinoso. C'è un perché, no? Si studia tanto la resistenza, perché è il momento del riscatto. Non si vuole tanto studiare la sconfitta, ma si vuole studiare un riscatto. E il riscatto con le armi, il riscatto per ritrovare la dignità degli italiani. Attenzione, il fascismo ha distrutto la dignità degli italiani nel mondo. Pare che si dimentichi sempre, ed è una cosa veramente leggermente irritante, che quando si parla di fascismo, quando viene in qualche modo giustificato il periodo fascista, si dimentica che il fascismo ha portato gli italiani in guerra, ma in una guerra accanto a Hitler. Si dimentica che il fascismo ha fatto la guerra alle democrazie occidentali. Si dimentica che Mussolini chiedeva a Hitler l'onore di bombardare Londra. Si dimentica che ha mandato a morire migliaia, centinaia di migliaia di italiani. Però ha fatto le bonifiche. Bisogna a un momento anche ricordare alcune cose che non si riguardano, che insomma l'antifascismo nelle sue crudeltà nei confronti degli italiani non ha fatto solo le leggi razziali, da cui per carità adesso tutti si liberano delle leggi razziali, ma della guerra che ha umiliato il paese, che ha umiliato gli italiani. In questo senso la resistenza è stata importantissima, perché è stato un riscatto con le armi di fronte agli alleati. Se l'Italia non viene divisa come la Germania, attenzione, strano che la Germania è stata divisa, che ha perduto la sua sovranità territoriale, che ha perduto parte dei suoi territori, che è un paese in cui i tedeschi non sono più gli stessi. Una negazione dura, una dura punizione. Però gli italiani sono rimasti, certo, hanno pagato, il trattato di pace non è così semplice per gli italiani arrivare al trattato di pace, però c'è stato un riscatto, cioè c'è una parte degli italiani che ha detto no alla guerra fascista, noi siamo pronti a combattere perché vogliamo dimostrare al mondo che la nostra Italia è un'altra cosa. E questa è la parte che io chiamo la parte gloriosa, la parte che affascina di più,
e lo so, i miei studenti quando si arriva alla Resistenza, sono tutti un po', come dire, gasati in sé, perché mi sembra quasi facile prendere il fucile e andare in guerra. Non è stato facile, è stato dolorosissimo, è un periodo dove si diceva pietà l'è morta, però è stato un periodo di imprese, di rappresaglie terribili, ma anche di vittorie, di liberazione, di insurrezione. Non più un popolo che si era piegato. E qua arriviamo a un altro argomento. Allora, due sono gli argomenti. Intanto un popolo che si è piegato, ma poteva fare altrimenti. E guardate che quando dico poteva fare altrimenti, non lo dico perché era un popolo sotto lo stivale fascista, una repressione terribile, perché poi naturalmente a quel punto si dirà ma in Germania era peggio. In fondo il fascismo non era così cattivo. Quante volte l'abbiamo sentito dire? In fondo i confinati andavano in villeggiatura. È stato detto anche questo. Sono delle falsità che chi studia la storia, devo dire, si imbarazza anche un po'. Vabbè. Ma questo poi entriamo nella sfera della politica. Ma allora perché non si sono ribellati gli italiani? In fondo sì, va bene il fascismo, in fondo se andiamo a vedere i numeri, guardate che le condanne a morte durante tutta l'epoca fascista sono solo state 35. Non è che per me anche condannare una persona a morte lascia un segno indelebile, no? Però diciamo, ecco, confronto ad altri regimi repressivi, da quello di Hitler, da quello di Stalin, a quello di tutti i dittatori totalitari, il fascismo non ha avuto un pugno così pesante, no? Perché? Come mai? Perché siamo buoni, italiani, brava gente? Ancora crediamo a questo mito? Vedete, una delle questioni più importanti, secondo me, è cercare di collegare lo studio dell'antifascismo ai nuovi studi sul fascismo, perché anche questo è piuttosto importante. Cioè, quando noi andiamo a diciamo distruggere alcuni miti e andiamo a vedere veramente che cosa è successo. Per questo poi la storia non finisce mai di indagare, di analizzare, di ripensare a tutta una serie di interpretazioni. Questo non vuol dire essere revisionisti, ben venga la revisione se viene fatto, se significa approfondimento, rivedere fonti, scoprire fonti nuove, capire di più il passaggio. Questa è l'anima della storia, sapete, se no poi i libri si ripeterebbero uno dietro l'altro. Allora, che cosa ci hanno detto gli ultimi studi? Che cosa ci dicono? Due cose. Innanzitutto che è un regime che non si basa esclusivamente sulla coercizione e sulla repressione. Certo che è un regime poliziesco e vorrei vedere, certo che diciamo la capacità capillare di questa repressione va studiata molto bene. Certo che ci sono i servizi, c'è l'OVRA, questo famoso servizio segreto che pensate che nessuno ha mai sciolto come si dice, l'acronimo OVRA. Ed è voluto, perché OVRA non si sa cosa vuol dire, ne hanno dette di tutti i colori, organizzazione per, eccetera, eccetera, ma alla fine, anche andando negli archivi, e io ci ho passato praticamente la vita, al centrale naturalmente, su tutte le carte del Ministero dell'Interno,
non si capisce bene, non sapevano nemmeno bene i fascisti cosa significava. Chissà, non si sa nemmeno da dove è cominciato questo discorso Obra. Ma questo è ovvio, è anche questo un modo per reprimere, per fare paura. Cioè si sapeva che era una grandissima organizzazione, ed è vero, ho pensato che le carte dell'Obra prima io e tanti altri studiosi l'abbiamo cominciate a vedere negli anni '80, perché anche gli studiosi che andavano in archivio ricevevano alcuni fascicoli dell'Obra su cui si andava a indagare, come dire, scremati, dicevano gli archivisti, cioè non intonsi, perché venivano tolte prima le carte più delicate, in genere che riguardavano le ruberie dei gerarchi, oppure diciamo i comportamenti sessuali non allineati. Ecco. E questo andatevi a vedere quel film bellissimo che è La giornata particolare. Perché faceva paura? Obra sembra un po' evocare che cosa? Piovra. La piovra. Ed era vero, era una piovra. Vale a dire che il sistema spionistico è un sistema, nell'opinione degli italiani, che è stato così gentilmente citato, Colarizzi ha scritto questo libro sull'opinione degli italiani durante il fascismo. Ovviamente non c'erano i sondaggi, non esistevano ancora. I sondaggi sono qualcosa che nasce nel dopoguerra, no? Non c'erano. Sì, negli Stati Uniti già c'erano delle forme di rilevamento di opinione, ma non in Italia. Quindi come ha fatto Colarizzi a cercare di capire qual era l'opinione degli italiani? Noi oggi siamo abituati che praticamente ogni giorno sì, un giorno no, sui giornali arrivano i sondaggi. Sondaggi di opinione, sondaggi di voto, sondaggio su tutto, sondaggio su alimentare o sondaggio di qualunque altro genere. No, lì non c'erano. Però c'erano i rapporti dei questori, dei prefetti, delle spie, che raccontavano, cioè, sono fatti così proprio, alla fine raccontano, abbassano del grappa, il pane costa X, e quindi non so, è successo questo, è arrivato il federale, ma il federale non è stato accolto, e poi eccetera eccetera, e alla fine c'era lo spirito pubblico, lo chiamavano così. E lo spirito pubblico sono delle belle relazioni, sapete. E tutto questo sistema è un sistema che va dal confidente della questura, guardate che è rimasto attivo il confidente della questura anche oggi, dal confidente della questura, il portiere in genere, il portiere dei caseggiati, andava ovviamente a riferire qual era il comportamento dei cittadini, la spia, il fiduciario, diciamo, una spia, insomma, che arrivava ad altissimi livelli. Non c'era il fiduciario che andava ai mercati, la spia che andava sui treni per sentire che cosa raccontavano, no? Gli italiani. Quindi mercati, treni. Poi naturalmente c'erano in tutte le organizzazioni, c'erano le spie in tutte le organizzazioni fasciste, il dopolavoro c'era sempre quello che poi andava a riferire che cosa si diceva nel dopolavoro. Poi c'erano però delle spie un po' più colte, che per esempio andavano nelle università, alle lezioni si mischiavano agli studenti e facevano le relazioni su quello che dicevano i professori. E qui un'altra piccolissima notazione. Si è sempre detto, e non lo so se è un'opinione che voi condividete, io fino a quando non mi sono messa a studiare alcune di queste cose non le sapevo, sapete.
Per cui quando sono entrata a fare il professore all'università ero ancora molto giovane, anche se avevo cominciato a studiare il fascismo, perché la mia tesi di laurea è sul fascismo e il mio primo libro sull'antifascismo è del 1976. Non vorrei dare molte date perché questo denuncia disperatamente quale sia la mia età, però so che voi siete indulgenti. Allora, quando io sono entrata all'università, ero già naturalmente antifascista perché avevo fatto il 68, eccetera, eccetera. Io dicevo vergogna ai professori universitari del periodo fascista, perché mentre i manifesti, non so se avete seguito sui giornali, adesso c'è l'anniversario del famoso manifesto di Gentile degli intellettuali fascisti, a cui Croce aveva risposto col manifesto degli intellettuali antifascisti, e su questo manifesto degli intellettuali antifascisti aveva avuto praticamente, non dico una unanimità dei professori, calcolate che erano pochi, i professori universitari allora, erano pochissimi. Comunque aveva avuto una unanimità dei professori. Poi se andiamo a vedere al 1931, quando nel 1931 i professori universitari sono costretti, cioè non potevano fare più il professore universitario se non giuravano al fascismo, il famoso giuramento dei professori. Quanti professori non hanno giurato? Ecco. Allora io naturalmente dicevo, mamma mia, questi professori, che schifo, non avevano la schiena dritta. Certo, bisogna sempre calcolare che perdevano il posto. E perdere il posto significava non avere più i soldi per campare, non è che insomma i professori universitari vivono con il loro stipendio. E per di più diventavano dei sorvegliati speciali. E per di più avrebbero sempre trovato poi dei sostituti. Insomma, c'erano tante ragioni. Noi stiamo parlando sempre di... Non credo sia il mio telefono. Stiamo parlando sempre appunto di scelte che costano. E anche questo va detto quando si parla dell'antifascismo e degli antifascisti. Ma erano pochi, 4 gatti. Sì, sono scelte che costano. I professori universitari quindi. Però contiamo anche un'altra cosa. Basta andare a guardare bene le carte, i documenti, e allora scopriamo varie cose. 1. Einaudi è professore universitario. Einaudi è stato il primo presidente della Repubblica Italiana. Era un grande economista, già molto, molto importante, sapete, già negli anni 20 e 30, era un caposcuola all'università Einaudi. Era sempre stato un liberale, un vero liberale, oltre ad avere una competenza economica importante. Einaudi, quando si trova a dover fare questo giuramento, va da Croce. E Croce che cosa gli dice? Dice, ma vai, ma giura, ma è ovvio che devi giurare. Tu non puoi privare i giovani che vengono da te, che seguono le tue lezioni, dei tuoi saperi, perché i tuoi saperi sono liberali, i tuoi saperi sono antifascisti di per sé. E questo poi lo dirà a tanti altri. Poi c'è un altro personaggio che è Togliatti. Non ve lo sareste mai immaginato. Marchesi. Marchesi era un professore emerito a Padova, molto importante, i cui saperi erano più che noti. Allora Marchesi va da Togliatti
E gli fa la stessa domanda che Einaudi aveva fatto a Croce. E sapete cosa risponde Togliatti? Naturalmente devi rimanere in cattedra. Non si abbandonano le nuove generazioni al fascismo. Ultimo esempio, il rettore dell'Università Cattolica di Milano, Gemelli. Gemelli, anche da Gemelli arrivano i suoi professori. Cosa risponde Gemelli? Praticamente risponde quello che in un manifesto della Democrazia Cristiana ha campeggiato nel 1948. Dio ti vede, Mussolini no. Se tu nella tua coscienza sei fedele al Vangelo, ma che cosa ti importa di giurare a Mussolini? Tu hai un solo Dio, il tuo giuramento va solo a Dio. Quindi giura pure con riserva spirituale. Allora, erano consigli ottimi. Guardate che sono stati fondamentali i professori di idee ovviamente liberali o di idee già antifasciste, perché contro i liberali si era scatenato anche il fascismo, no? Se noi pensiamo a una delle più celebri vittime, a due più celebri vittime del fascismo, che sono Giovanni Amendola e Piero Gobetti, sappiamo che i veri nemici del fascismo erano i liberali e i democratici, naturalmente, e i socialisti democratici, se ci vogliamo mettere ovviamente Matteotti. Quindi diciamo, certo i rivoluzionari sì, adesso ne parleremo naturalmente. Allora però, perché ho fatto questa deviazione, che non è una deviazione? Perché quei ragazzi che nel 1943 capiscono che devono opporsi, hanno imparato in quelle scuole, e quei tanti intellettuali, uomini di cultura, scienziati, giuristi che hanno fatto la Costituzione non erano tutti già dei giuristi nel 19, lo diventano perché hanno dei maestri che continuano a loro a insegnare. Però questo mette in crisi le spie fasciste, per ritornare a questo, perché è importante, e le mette in crisi perché era per loro difficilissimo, per quanto fossero acculturate, ho detto che erano spie diciamo di alto livello, di altissimo livello, che andavano appunto nelle università, gli era molto difficile riuscire a capire come attraverso una lezione di economia, come attraverso una lezione di arte romana, come attraverso una lezione di sociologia non si faceva ancora, ma di altre materie, si potessero trasmettere idee sovversive. E lo scrivevano, poverini. Cioè, ci sono i verbali dicendo ma sì, io sono stata alla lezione di Tizio e di Caio in odore di antifascismo, ma non posso riferire niente, perché io che cosa ne so del mercantilismo o non mercantilismo, del protezionismo, che invece deve esserci il libero mercato. Io non mi trovo in questo materiale. C'è però anche questo lo voglio ricordare, la senatrice socialista Merlin era una maestra. I maestri sono stati costretti a giurare molto prima, già nel 27-28 dovevano giurare, se no perdevano il posto. La maestra Merlin si era rifiutata di giurare. Insomma, è stata una cosa che mi ha sempre molto colpito questo. Questo per dire che
per dire che il regime, la repressione non passa solo e necessariamente per il sangue, per l'impiccagione, per la condanna a morte, per i campi di concentramento. La repressione passa anche per altri canali, perché un paese, intanto perché dovete calcolare che, diciamo, tutta la parte delle organizzazioni di opposizione, quelle sì sono state sconfitte. Quelle sì hanno dovuto cedere, con la resistenza. Hanno resistito, sapete. Certo, non diciamo come avevano resistito i resistenti del 43, ma lì c'era stata una guerra, lì c'erano le armi. E nel 19-22 sono andati praticamente disarmati contro i comando fascisti che avevano imparato nei reparti d'assalto. I primi squadristi vengono tutti dai reparti d'assalto della Prima Guerra Mondiale. I reparti d'assalto erano stati mutuati dalle Sturmtruppen germaniche. Anche in Italia c'erano questi reparti d'assalto e vengono tutti da lì, i fascisti, che quindi sapevano bene qual era il modo di assalire. I quadri delle organizzazioni socialiste che vengono aggrediti sono quadri pacifici, erano contadini, perché intanto comincia l'offensiva fascista, comincia nelle campagne. Erano contadini che avevano messo su le loro case del popolo, la loro federterra, che avevano conquistato i comuni, ma non erano armati, non erano preparati a trovarsi l'aggressione di squadre armate, militarmente, cioè con strategie militari. Bisognerebbe rileggere tutto quel periodo diciamo in cui sono stati sconfitti. Quindi quando il fascismo entra veramente, cioè costruisce veramente la dittatura, diciamo le masse proletarie, le masse dei contadini e degli operai, socialisti e popolari, perché la Federterra, scusate, non la Federterra, le leghe bianche, anche le leghe bianche sono state aggredite e distrutte. E anche le leghe bianche si opponevano al fascismo, cioè si opponevano, erano in contrasto ovviamente con i grandi proprietari, perché poi le squadre fasciste dai grandi proprietari terrieri sono state armate, gli hanno dato i camion perché potessero spostarsi. E guardate che tra i martiri, diciamo, del fascismo c'è anche Don Menzoni, che aveva semplicemente protestato per, diciamo, la strage che avevano fatto i fascisti contro i contadini bianchi. Questo per dire che nel momento in cui il fascismo va al potere, la dura opposizione, cioè il nervo di un'opposizione, il nervo delle masse, è già inquadrato da anni, da quasi 3-4 anni nelle corporazioni fasciste, nei sindacati fascisti. Perché dopo aver fatto scioperi, dopo aver cercato di ribellarsi anche con qualche scontro armato, alla fine un contadino deve vivere, un operaio deve vivere. Viene messo dentro il sindacato fascista. Quindi in un certo senso era già inquadrato. Altro elemento,
l'emigrazione, l'esilio. L'esilio è cominciato per contadini e operai che erano quadri, diciamo, che erano sindacalisti, cioè i più esposti alle rappresaglie fasciste. Quell'esilio è cominciato già nel 20, abbiamo già i primi esiliati. Certo, è difficilissimo quantificarli, perché si finiscono per confondersi con l'emigrazione del lavoro. Era anche una cosa quasi naturale andare a cercare lavoro altrove, no? E quindi è un po' confuso, gli storici non hanno delle cifre, però noi sappiamo che quando comincia il vero esilio dei politici, cioè dei vertici dei partiti, vanno tutti in esilio, tutti, da Togliatti a Nenni a Nitti, sono tutti esiliati. Turati stesso, il vecchio Turati che viene trasportato in esilio da Pertini, sono tante le storie, sono bellissime storie. Quindi questo tipo di opposizione, che era l'opposizione dura, quella che si poteva veramente ribellare al fascismo, quella è finita. Il resto è un paese già messo in sicurezza dal fascismo, e poi è un paese che tra questa sorveglianza capillare, cioè fra questa repressione capillare, e questa repressione capillare ha un effetto soprattutto sulla seconda generazione. Vedete, il problema è questo: come fa un papà, non dico una mamma, perché le povere donne durante il fascismo venivano ulteriormente represse, no, hanno una doppia repressione, visto che erano esaltate solo nel loro ruolo di madri e custodi dei guerrieri che Mussolini doveva creare. Diciamo un padre, mettiamo un padre operaio o contadino, perché poi l'Italia era maggioranza contadina, come voi sapete benissimo. Che fa? Non manda il suo figlio dai Balilla? Non dice al suo figlio un po' più grandino di entrare nella gioventù del fascio? È obbligato, cioè è obbligato per suo figlio. Tanto più che, guardate, che la situazione diventa una situazione anche di terribile autocensura. Non si riusciva, persino nelle case poi ci poteva essere quello fascista e quello antifascista. Per cui si perde l'abitudine a un confronto fra le persone. Paradossalmente, in quella specie di caserma che aveva creato il regime, mettendo ogni individuo dalla culla alla morte, alla bara si diceva allora, dentro una casella, non potevi sfuggire. E in una società di questo tipo, poi c'era tutto l'apparato propagandistico. Repressione e propaganda sono un mix infernale. E soprattutto quando, e questi sono gli studi di Emilio Gentile naturalmente, che hanno messo in luce tutti quelli che sono gli aspetti totalitari. Perché guardate che non è che il totalitarismo sta solo nel sangue che viene versato o nella repressione che anche oggi in alcune parti del mondo viene attuata. Il totalitarismo sta nella idea di costruire uomini nuovi, cioè di entrare dentro la mente dei giovani, perché i vecchi è ovvio che non ce la fai a convertirli, ma li condizioni al punto che un padre antifascista manda suo figlio dentro il regime. E questi sono tutti, e li condiziona. Mussolini voleva cambiare la testa degli italiani,
c'è riuscito, non c'è riuscito, questa è una polemica gigantesca, ma sicuramente ha riscosso un consenso di vario tipo. Poi sono atteggiamenti di rassegnazione, anche quello però, la rassegnazione è qualcosa che serve a puntellare il regime. E poi c'è tutto il mussolinismo, no? Ci sono tante varie forme di consenso. Certo è che le piazze erano piene. Allora, in questa situazione, e con questo veramente finisco, credo, perché il mio tempo sta per finire, perché io parlo di resistenza lunga? Perché vedete, ho fatto appena un accenno al discorso degli antifascisti. La sconfitta del 1919-1925, perché più o meno è questo l'arco, marcato però ovviamente da quell'ottobre del 22, cioè la marcia su Roma. La vera sconfitta, la sconfitta finale è quella, è il discorso del 3 gennaio del 25 di Mussolini, quando cala il sipario su ogni libertà italiana. Però c'è il 22 e il 22 tira fuori tutte quelle, fa emergere tutte quelle che sono le responsabilità dei vertici della vecchia classe dirigente liberale. Però nel 22 siamo già in una fase in cui lo Stato liberale è morto, perché nel momento in cui il re non firma lo stato d'assedio, nel momento in cui Roma è circondata dalle milizie fasciste, ha rinunciato alla sua sovranità, alla sovranità dell'Italia. Perché? Perché vedete, tutti gli stati moderni sono basati, ogni stato moderno è basato su quello che è il monopolio della forza, cioè non consentire a una forza privata di avere armi. Poi può parlare, può dissentire, può fare qualunque cosa, ma non può armarsi, perché lo Stato ha il monopolio della forza. Guardate che risale a Luigi XIV, quando Luigi XIV fa fuori, dice lo Stato sono io, e fa fuori i feudatari che erano armati. E quindi lo Stato moderno nasce in quel momento. Chi è ai vertici di questo Stato ha il monopolio della forza. Qual è il monopolio della forza? L'esercito e la pubblica sicurezza, naturalmente. Quelle sono le uniche armi legittime all'interno di uno Stato. Se no è la sovversione. Se no uno Stato, chiunque, io prendo le armi e vado a sovvertire. No? Sono tutti temi che negli anni 70 sono emersi dolorosamente, no? Nel Paese. Perché si dice che le BR attentavano al cuore dello Stato, perché volevano essere riconosciute come movimento armato. Allora, diciamo, nel momento già della marcia su Roma, a mio avviso, e ad avviso credo di gran parte della storiografia, lì già muore lo Stato liberale, perché Vittorio Emanuele III rinuncia alla propria sovranità, basta, e quindi è uno Stato che muore. Uno Stato liberale, naturalmente, che muore. Già da allora è iniziato l'esilio. È iniziato l'esilio, il carcere e l'esilio, naturalmente. Vale a dire che intanto immediata è la repressione contro tutti i militanti del Partito Comunista, perché il Partito Comunista era quello che voleva fare la rivoluzione. Poi questo aprirebbe un discorso gigantesco. La rivoluzione si poteva fare, non si poteva fare, perché non si sono prese le armi. Ci sono discussioni infinite sull'antifascismo, una più interessante dell'altra, devo dire.
Io ho cercato di richiamarle nel libro, se lo leggete, si legge, devo dire. È un libro che si legge, vi faccio pubblicità. Quelli che non erano in carcere devono scappare, questo per forza, e devono andare in esilio. L'esilio è una scelta durissima, però nell'esilio, ed è su questo che io mi chiudo, nell'esilio si comincia. Nell'esilio vanno tutti, ovviamente. Anche Togliatti va in esilio, ovviamente, se no veniva messo in prigione come Gramsci sarebbe morto in prigione, perché da lì poi non si usciva. Anche Pertini ci ha fatto 19 anni in prigione, no? Mica pochi, e tanti altri, ovviamente. L'esilio è una scelta molto dura, e in esilio nei primi anni si autoprocessano gli antifascisti, ed è importantissimo questo, perché solo autoprocessandosi, cioè cercando di capire gli errori, cercando di capire perché sono stati sconfitti, si comincia a delineare quello che può essere la costruzione di un dopoguerra, di un dopofascismo, di uno Stato da costruire. Pensate che il primo termine di Repubblica Democratica dei Lavoratori è del 1926. E su questa base, durata 20 anni, passata ovviamente per tante tappe, che ci si ritrova tutti insieme nel 1943 in un CLN. Non era facile, perché si mettevano insieme valori di antifascismo diversi, molto diversi, dai cattolici ai comunisti. Però lì bisogna dire una cosa, che per avere questo fronte nel quale potessero confluire anche i comunisti, va detto che non si può leggere l'antifascismo se non si legge anche attraverso la situazione internazionale. Grazie. Nel dopoguerra, in pieno dopoguerra. Dunque, lei è così convinto che la Norimberga abbia risolto qualcosa a livello di punizione e di denuncia dei tedeschi complici del nazismo? Perché forse forse le è sfuggito un po' il finale di Norimberga, che è un finale molto triste per il tribunale di Norimberga, no?
per chi dirigeva quel tribunale. E d'altra parte, se lei va a vedere la classe dirigente della Germania nel dopoguerra, allora, no, è ancora peggio, è quasi peggio di quella italiana, perché perlomeno quella italiana, la classe dirigente, insomma, no, aveva anche la classe dirigente italiana, sono rimasti molti residui del fascismo, ce ne sono rimasti. Così come nella classe dirigente tedesca. Io su questo, guardi, non riesco a dare assolutamente a una patente di maggior epurazione alla Germania, se non quella che la Germania è rimasta occupata per più tempo, come lei sa. Dalle truppe è rimasta occupata per più tempo. Detto questo, su questo problema dell'epurazione, al di là del fatto che nel 1946 Togliatti fa l'amnistia, e questo dovrebbe essere significativo, visto che poi a livello di resistenza è indubbio che le brigate Garibaldi erano le più fitte, erano le più numerose, no? Quindi lo sappiamo bene, la sinistra nel 1946 fra socialisti e comunisti è il maggiore partito, se pensiamo che potessero stare insieme come allora si pensava, no? I socialisti hanno più del 20%, i comunisti si avvicinano al 20%, la proporzione poi cambierà, ma insomma più del 40% degli italiani è su posizioni, diciamo, di sinistra, non di destra. Quindi bisognerebbe capire, cioè la sua domanda è collegata, capisce, all'amnistia del 46 di Togliatti. Ma il problema vero su cui gli storici hanno molto riflettuto è che nel momento in cui noi dobbiamo per forza parlare dell'Italia, ma anche della Germania, come di due paesi in cui il consenso o comunque l'intera popolazione non è una popolazione che si è ribellata. Anche questo va detto, inutile continuare a dire. Nel 1943 a far cadere il fascismo è il re, lo stesso re della marcia su Roma, è la stessa classe liberale che poi si era arresa, gli stessi generali che hanno condotto le guerre fasciste. Non c'è un'insurrezione popolare nemmeno in quei grandi scioperi del 43, del marzo 43. E bisogna andarle a vedere le carte. Gli antifascisti stessi dicono non c'è uno spirito insurrezionale in Italia. Certo, doveva cadere il fascismo perché ci fosse uno spirito insurrezionale. Guardate che è una grande illusione pensare che i regimi possano cadere per quei tipi di regimi possano cadere per l'insurrezione del popolo. Perché noi pensiamo veramente che Putin potrebbe cadere perché in Russia il dissenso dilaga? E non è solo perché Navalny viene ucciso e giustiziato, non è solo per questo, non è solo la paura, perché sono regimi che riescono a entrare nella testa delle persone. Guardate che è questo il vero pericolo. Il vero pericolo è proprio questo, è la perdita di coscienza e di valori di libertà. Questo è qualcosa che dobbiamo insegnare ai figli e ai nipoti, perché è questo il problema di oggi. Noi siamo rimasti in Occidente. Quante sono gli stati, le potenze democratiche nel mondo? Ormai siamo praticamente molto inferiori per numero alle autocrazie di tutti i tipi, da quella dalle teocrazie dell'Iran alle autocrazie della Russia, per non parlare dello strano comunismo capitalista della Cina. E questo noi dobbiamo... Perché? Ma perché le popolazioni non si ribellano? Adesso poi hanno tutti gli strumenti.
hanno internet, hanno i telefonini, hanno capacità di potersi collegare con tutto il mondo e non si ribellano. E questo, allora perché alcuni valori si sono perduti? E quindi cerchiamo di collegare anche questo al discorso. Non si riesce per via giudiziaria a fare l'epurazione, non è possibile. Anche i tentativi, perché Togliatti fa l'amnistia? Perché non è possibile continuare a, diciamo, si deve fare un passo avanti, non un passo indietro. E non è possibile fare un processo al fascismo perché significa fare un processo agli italiani. E non si fanno i processi si fanno con la storia. Non ho capito una cosa, comanda in Italia. Ah, certo, ha perfettamente ragione. Ma di chi è, scusi? Ma di chi è la colpa? Scusi tanto, ma di chi è la colpa? Le persone hanno il diritto di... Beh, in realtà noi siamo ancora un popolo libero, scusi tanto. Appunto, il problema è quanto questa idea di libertà è nella mente delle persone che non vanno più a votare, perché guardate che è questo il vero problema. Però stiamo facendo come al solito, si finisce sempre alla politica. Quale resistenza? Quella di cui io parlo nel libro? Quella che non è finita? Guardi, no, non l'abbiamo abbandonata quella speranza. Il problema però è che intanto io non vorrei farvi cadere in un equivoco. L'antifascismo è un fenomeno storico, esattamente come lo è il fascismo. Cioè non è possibile ricreare le stesse condizioni storiche che esistevano nel 1922-43, insomma 19-45. Va bene? È un altro mondo, è fatto in un altro modo il mondo. Il mondo è quel mondo in cui oggi noi viviamo, non è quello del 45, ok? E non è nemmeno quello del 19. Dobbiamo anche renderci conto che il Novecento è finito. Quando io parlo di attualità dell'antifascismo, mi creda, perché io non ho nessuna remora a dirmi che sono antifascista. Perché è chiaro, no? Beh, insomma, forse l'avete anche capito. Ma il problema è che io dico che sono antifascista perché vivo in una società e in un tempo che, per quanto lontanissimo, è basato su un patto dei fondamenti che hanno i fondamenti sono nei valori dell'antifascismo. In questo senso l'antifascismo non è morto. E se noi non ci stacchiamo da quelli che sono i valori determinanti, che sono dei valori che non hanno un'epoca, perché sono dei valori a mio avviso universali, che sono stati ripetuti nelle carte dei diritti, la Carta dei diritti europei, la Carta dei diritti dell'ONU, anche se sappiamo ormai che l'ONU è quello che è. Però
anno dopo anno, in gli stati orientali che nel 1989 bussano alla porta dell'Europa, e sono tutti pronti ad andare in Europa, anche l'Ungheria naturalmente, anche la Polonia naturalmente, giurano su una carta, si impegnano sulla carta costituzionale che non c'è ancora in Europa, ma ci sono dei punti fermi, che è la Carta dei diritti europei, è il Tribunale dell'Aia, e sono tutte quelle istituzioni che dovrebbero tutelare la democrazia in Europa. Questi sono dei valori che quindi sono veramente eterni. Se poi ci sono paesi che li applicano male o non li applicano, l'Europa interviene, o dovrebbe intervenire con più forza naturalmente. Però dobbiamo anche essere consapevoli di questo, mentre invece che cosa discutiamo delle elezioni europee? Se dura o no la Meloni? Scusate, ma chi se ne frega? Noi dovremmo discutere che il nostro, quello dell'Italia, nostro, di noi cittadini, il nostro avvenire è in un'Europa dei diritti, se non riusciamo a farli rispettare nel nostro paese. E io mi accaloro, mi dovete scusare, ma quando parlo di questo un minimo è qualcosa che per me è molto coinvolgente, capisce? Perché io studio queste cose, so che sono storiche, che è storia, so anche che è storia passata, però non posso dimenticare che io sono un cittadino ancora vivo nell'Italia di oggi, anche se è passato tanto tempo. Grazie. Due domande ancora, poi chiudiamo. Matteotti. Sentiamo che Anche perché credevo che stesse spingendo. Ambito sempre di conoscere la storia. Anche oggi spesso a parlare con i miei coetanei che sono spesso anche stato per ignoranza della storia, ci tengono certe idee. La storia può essere usata come strumento per riconoscere certi errori. La mia domanda è, tra fascisti, antifascisti, anche nazisti, indaghiamo per qualche ignoranza di fatto di storia, appunto ignoranza che non ci permette di usare questo strumento per commettere tali errori. l'ultima domanda. Prima e la seconda generazione degli antifascisti, perché è stato un rapporto non facile. Mamma mia, che belle domande! Un'altra conferenza, mi dovete invitare un'altra volta. Allora, io vengo. Allora, Matteotti. Matteotti ha avuto, che importanza ha avuto? Intanto è stato il momento finale, in cui ha avuto una grandissima importanza, perché il fascismo ha cominciato a tentennare. Perché guardate che ancora, nonostante la marcia su Roma, dovete calcolare che ancora il fascismo non si sentiva così sicuro al potere. Per sentirsi così sicuro al potere aveva dovuto fare quelle terribili elezioni, no? Però siamo ancora in una fase, diciamo, di governi pluralisti, cioè c'erano anche altre forze dentro il fascismo, compresi i popolari che avevano votato la legge Acerbo, contro cui Matteotti si alza a protestare per i brogli della legge.
È la prima volta che c'è un delitto così clamoroso in Parlamento, praticamente, perché Matteotti viene rapito uscendo dal Parlamento. Lo sapeva che moriva, alla fine del suo discorso, se lo andate a rileggere, è un discorso che dice: adesso preparatemi il funerale, praticamente, preparatemi l'orazione funebre, lo sapeva. E però questo ha colpito perché subito dopo, per un caso forse, subito dopo la polizia, le indagini poliziesche scoprono i mandanti. Cioè, scoprono gli esecutori, ma dagli esecutori è facilissimo arrivare ai mandanti, e i mandanti sono tutti uomini ai vertici del regime, cioè sono il braccio destro di Mussolini. E beh, questo fa impressione. Il cadavere non si è ancora trovato. Cominciano a finire in carcere alcuni dei gerarchi, Finzi per esempio. L'opinione pubblica, o perlomeno persino i ceti borghesi che leggono i giornali, perché ancora c'era un minimo di libertà di stampa, e guardate, la libertà di stampa è qualcosa di intoccabile, perlomeno di stampa, allora c'era la stampa, non c'era internet, nelle televisioni, e quindi c'è sgomento. Ma allora questo fascismo è questo. Allora questo fascismo sono degli assassini, sono dei criminali, ha perlomeno nelle sue file dei criminali. E poi cominciano tutti i memoriali, anche questo è importante, che i vertici del fascismo, i personaggi del fascismo, Rossi, Finzi, eccetera, scrivono in carcere. Scrivono dei memoriali, sono come dei pizzini, sapete, indirizzati chiaramente a Mussolini, dicendo: mi raccomando, o tu ci liberi, oppure noi parliamo. C'è un altro elemento che probabilmente nessuno ha preso in considerazione, o pochi hanno preso in considerazione. Dopo il delitto Matteotti c'è l'Aventino, cioè, visto che i sospetti cadevano sul primo ministro, cioè su Mussolini, una parte dei liberali, tutti i socialisti, tutti i radicali, allora esistevano anche i radicali, i repubblicani, i popolari, c'era Sturzo, è già stato mandato via dalla Chiesa, però questo è ancora un altro discorso. Però i popolari, c'era De Gasperi nel 24 prende la direzione del Partito Popolare, i comunisti accettano di andare all'Aventino e poi ritornano subito indietro perché non sono unitari. Per questo poi il miracolo è internazionale, quello che viene fatto nel 43. Allora, l'Aventino tutti hanno detto, però se ne sono andati da quello che era il luogo dove potevano veramente protestare e affermare e buttare giù Mussolini, alleandosi con i liberali rimasti fiancheggiatori del fascismo. E però Mussolini non è stupido. Cosa fa? Intanto dice che si deve chiudere Montecitorio. Si deve chiudere perché ci devono fare dei lavori. E voi sapete che in Italia i lavori di ristrutturazione durano forse più del previsto, per cui si arriva più o meno a luglio. A luglio ci sono le ferie estive e quindi il Parlamento praticamente da giugno a ottobre, perché duravano molto le ferie dei parlamentari, a ottobre non si apre più. Questo che cosa fa? Ha due effetti. Uno è che a poco quello che l'opinione pubblica, l'indignazione dell'opinione pubblica per il delitto Matteotti va un po' scemando. Tanto più che dal carcere non sono ancora usciti quei memoriali che usciranno, ahimè, solo a novembre. Il re si rifiuterà addirittura di leggerli.
Però, sapete, le persone sono anche quelle di oggi, che si appassionano a questo che è una spy story, no? Chi sono gli assassini? Chi l'ha visto il cadavere di Matteotti? Ma insomma, e quindi l'avevano seguito con passione questo. Però giorno dopo giorno, settimana dopo settimana non succedeva niente, c'è un minimo di fiammata nel momento in cui si ritrova il cadavere, ci sono i funerali, eccetera, un po' di commozione, però l'opinione pubblica ormai si era spenta. Dopodiché Mussolini riprende in mano la situazione e supera. Il re non si muove, perché non si muove il re, è colpevole sul delitto Matteotti come è colpevole con la marcia su Roma, sapete. L'ha pagata, perché poi la monarchia del 46 ha pagato tutte queste tappe. E questo è. Domanda che è stata fatta da lei. Dunque, lei mi ha chiesto dei giovani, di come si potevano trasmettere dei valori ai giovani. E beh, forse no, mi deve ripetere la domanda. Io sono a una certa età. L'ignoranza storica tra fascisti e nazisti, cosa sapevano della storia? Questa è una domanda molto importante, sa, perlomeno per quello che riguarda l'Italia, ma anche la Germania. Che storia loro sapevano? Vede, non si può capire il fascismo se non la si inquadra nella Prima Guerra Mondiale. E la Prima Guerra Mondiale è stata preceduta da una divisione del paese fra borghesia e proletariato, che è una divisione molto, cioè è una delle divisioni più letali per un paese, perché la borghesia sostiene che il proletariato non è nazione, mentre la guerra è stata fatta in nome della nazione Italia. Cioè il patriottismo nazionale che c'era nel 1914 è un elemento che una parte della nostra popolazione, degli italiani, non condivideva. E questo è un vecchissimo problema che riguarda alla mancata nazionalizzazione delle masse. Guardi, è un discorso molto complesso, però nel momento in cui i ragazzi andavano a scuola, erano ragazzi che dovevano studiare la storia d'Italia patriottica, la nostra storia, la storia dell'unità d'Italia, e la storia dell'unità d'Italia andava fino alla Prima Guerra Mondiale, che veniva chiamata la Grande Guerra. Perché era la Grande Guerra? Forse questo un minimo a scuola l'avete studiato, perché era la guerra che completava l'unità del paese, che gli italiani andavano a liberare Trento e Trieste, e quindi era fortemente nazionale e patriottica. Perché le masse proletarie, contadini e operai di ideologia socialista e cattolici non sono la nazione, ma sono l'antinazione? Beh, i socialisti sono internazionalisti, non sono nazionalisti. Proletari di tutto il mondo, unitevi, non vuol dire che sono nazionali. E c'è una terza internazionale, e c'era una seconda internazionale. La loro patria era quella, era il mondo del proletariato. Per quanto riguarda il proletariato cattolico, come lei sa benissimo, c'è una questione romana, e la questione romana solo nel 1929 viene, per i cattolici, perlomeno così diceva il Papa, Vittorio Emanuele II, quello che ha fatto l'unità d'Italia, il primo re dell'Italia unita, era un usurpatore.
E quindi la lealtà dei cattolici allo Stato italiano, al Regno d'Italia, non c'era. Lei capisce come questo, però, per un giovane come lei, che si sentiva italiano, che voleva essere italiano, che gli piaceva la guerra, la vittoria dell'Italia perché aveva finalmente liberato le terre irredente, e queste terre irredente completando cioè il sogno del risorgimento, l'unità d'Italia. Nelle scuole tutto ciò era insegnato ai ragazzi, la storia del risorgimento, fino a quando io sono andata a insegnare all'università. Io non mi sono nemmeno potuta laureare in storia contemporanea, perché non esisteva la storia contemporanea, esisteva solo la storia del risorgimento. E quando andavo a scuola io si arrivava a studiare solo la prima guerra mondiale, naturalmente, nemmeno la seconda. E questo si studiava nelle scuole. Ed è una delle ragioni del successo del fascismo. Non possiamo capire il successo del fascismo se non capiamo il nazionalismo. Questo vale in parte per i tedeschi, ma questo richiederebbe un altro discorso. Allora, ultima domanda, qual era? Dunque, sono dei rapporti difficili, molto difficili, ed è logico, perché chi si affacciava, diciamo, all'antifascismo giovane, che cosa vedeva degli antifascisti? Degli sconfitti. Cosa vedeva dei partiti antifascisti? Dei vecchi partiti, perché ovviamente un minimo anche di, diciamo, di indottrinamento del regime l'aveva avuto. Guardi che la nuova generazione degli antifascisti in parte viene dai lettoriali, anche se andrebbe rivisto storiograficamente, ma questo è un discorso troppo complicato, il lungo viaggio attraverso il fascismo di Zangrandi, insomma dice cose che non sono del tutto condivisibili di fronte a una nuova storiografia, se noi pensiamo appunto che Vittorini e Pintor erano ancora nel 42, andavano a Weimar nel grande raduno della cultura fascista internazionale, quindi insomma bisogna anche vedere i percorsi, perché poi il fascismo c'è tutto l'aspetto, curava moltissimo i giovani, cioè voleva non i giovani proletari, ma i giovani borghesi, e lì creava la sua classe dirigente. Però diciamo tutta la classe dirigente, non solo diciamo gli intellettuali, guardavano, le faccio un esempio a tutti, non a lei, ma insomma a tutti. La Democrazia Cristiana nasce nel 1942, ok? Abbiamo parlato poco dell'antifascismo cattolico, verrò a farvi un'altra conversazione sull'antifascismo cattolico perché è interessantissimo. Ci siamo sempre tutti chiesti perché la Democrazia Cristiana, che in parte, in una gran parte, ha una classe dirigente che viene dal popolarismo, lo stesso De Gasperi era il segretario del Partito Popolare, perché non si chiama più Partito Popolare? Pur, va bene, c'è tutto un problema del diverso rapporto con la Chiesa, su questo non c'è dubbio, ma anche perché c'è un altro tipo di antifascisti cattolici che sono nati diciamo, negli anni del regime, e sono tutta, ha presente quella che veniva chiamata, no, non può aver presente perché lei è troppo giovane, tutta la generazione di C che veniva chiamata la generazione dei professorini, e i professorini sono nati nelle associazioni cattoliche e facevano parte già del regime, della classe era la classe intermedia, diciamo, non erano ai vertici, però erano in tutte le istituzioni del regime, quindi importantissimo. Il cui antifascismo, per esempio, ha una matrice molto spirituale, prima ancora che politica, nel senso che è un antifascismo che si basa sui valori della Chiesa, per cui era più consono riuscire a fare un partito cattolico e non un partito dei cattolici. Cioè Sturzo aveva fatto un partito dei cattolici.
che non aveva avuto un nulla osta dalla Chiesa e basta. De Gasperi fa un partito cattolico, in cui, diciamo, il fondamento della DC è la religione. Attenzione, guardate che c'è una differenza gigantesca. E quindi anche quella generazione è una generazione che non vuole essere omologata ai padri, anche se questi padri, cioè gli stessi che hanno lottato nel 1922 e dal 19, sono la classe dirigente dell'Italia. Cioè chi è? De Gasperi, l'abbiamo già visto, sta lì, 24 sta facendo l'Aventino ed è segretario del Partito Popolare. Nenni, che era segretario del Partito Socialista. Togliatti, che era segretario del Partito Comunista. Cioè, guardate che è importante, per questo c'è la resistenza lunga, perché il prefascismo e quegli anni 19-22 non possono essere cancellati. Hanno perduto? Sì, hanno perduto. E allora? Però sono riusciti a tornare in Italia nel 1945. Certo, poi i loro piccoli, diciamo, i loro figli sono lì. È perché l'Italia deve andare avanti. Grazie alla professoressa. Ricordo che l'incontro della settimana prossima, l'incontro di Venerdì Storia non sarà la settimana prossima, venerdì 8. Venerdì 8 avremo in Sala Chilesotti una lettura spettacolo dedicata ad Alda Merini in occasione della giornata della donna, e l'incontro di Venerdì Storia sarà mercoledì 13 marzo in Sala Chilesotti. Va bene, grazie. Grazie ancora, professoressa.